tubo che senza soluzione di continuità fino alla cessazione ha continuato a essere usato è quello di tipo diciamo strutturato maschile con ragas e pantaloni di tela, che invece è stato oggetto di ricostruzione. Per il femminile c'è la versione diciamo ricostruita di tipo logudorese, quello rosso che abbiamo visto sfilare. Devo però segnalare che l'allungamento improprio delle acconciature del capo, vale a dire la sovrapposizione di veli e fazzoletti, non prevedeva anticamente l'allungamento della testa con crocchie appuntate sulla sommità del capo o troppo allungate, cosa che sta avvenendo, e segnalo per Macomer, ma ahimè temo dovremmo segnalarlo anche in molti altri casi. Intanto abbiamo visto e continuiamo a vedere, perché c'è un gioco sapiente di rimandi che il nostro regista Angelo Palla conduce in ogni occasione per animare ovviamente il racconto anche televisivo, con Mara Calagonis e il gruppo folk della Proloco Marese e Meana Sardo. Quindi c'è questo gioco di rimbalzo. Nel primo caso il nome Mara Calagonis riunisce due località un tempo distinte, Mara e Calagonis, che sorge nella parte orientale del Campidano a 17 km, mentre invece Meana, parliamo di quel luogo dove ogni gesto è armonia e dove bellezza tesse le trame del tempo, un paese di collina che ci regala anche una danza. Poi torneremo sia su Mara Calagonis che su Meana. Ecco Franca Rosa, io mi metto dalla parte di un turista che poi oggi è angolo e che guarda e vede prima Mara Calagonis e poi Meana, due modi diversi, diversissimi di rappresentare la tradizione. Magari nel primo caso questi gioielli che ci hanno subito attratto in maniera ammirevole, con uno sguardo che non può non poggiarsi su tanta luce, e nel secondo caso altra bellezza descritta, raccontata in maniera differente. Certo, intanto Mara Calagonis, che abbiamo visto, racconta la sontuosità della femminilità delle donne, delle famiglie agiate negli abiti di massima gala. Ovviamente la quotidianità richiedeva altro tipo di abbigliamenti e Mara Calagonis ha rappresentato e portato, come è anche corretto che sia, alla sfilata del Redentore, alla festa del Redentore, gli abiti di gala. Meana è lo specchio di un mondo più, se vogliamo,